Il meteo oggi non lascia adito a dubbi. Prevista forte perturbazione sulle rubriche di previsione del tempo e burrasca in arrivo sulla testa dei meteorologi, allertati dalla Protezione Civile. Qual è l'accusa mossa ai maghi del meteo? Rovinare il turismo, come spiega l'amministratore delegato del parco di Gardaland. L'influenza del cattivo tempo è sicuramente forte, l'abbiamo sofferto quest'anno, ma ancora di più la previsione ci danneggia, perché chi sta a Torino o a Bologna o a Napoli e sente dire che sono previsti temporali, sicuramente non si muove. E a dargli manforte il governatore del Veneto, Zaia. Di solito la frase è previsti temporali a nord-est. Ma cosa vuol dire nord-est? È una dimensione... È una schifezza questa frase. Veramente... Noi vogliamo sentire Verona, magari anche con la via, il numero civico. Altrimenti non fate le previsioni. Sì. Apriti cielo, i meteorologi non ci stanno e contrattaccano scatenando tuoni e fulmini. 1. Non è possibile fare previsioni attendibili per più di 3 giorni. 2. Il nord, incassato fra le Alpi, gli Appennini e il mare, presenta situazioni molto differenziate da area ad area. E infine 3. Se prevediamo pioggia, dicono, non possiamo promettere sole. Posso fare una battuta? Secondo me ci vorrebbe una legge che vieta ai meteorologi di prevedere pioggia sulle aree turistiche della penisola, come dire poi su tutta l'Italia. Ah, come erano più tranquilli per i meteorologi i tempi, li ricordate? Della nebbia in Valpadana o di Bolzano non pervenuta. Erano i tempi del mitico colonnello Bernacca, il padre di tutti gli odierni maghi della pioggia, che 40 anni fa non si limitava a prevedere acquazzoni e schiarite, ma anche le conseguenze sulle tasche dei poveri mariti dei regali natalizi. Sui capi di famiglia si addensano purtroppo preoccupazioni a carattere instabile. Si prevedono inoltre mariti agitati al sud, scossi o localmente molto scossi al nord.